Agrigento a 2 settimane dopo l'inizio della raccolta differenziata nel centro città. Ascoltiamo in consuntivo e prospettiva l'assessore comunale Nello Amel. Ad Agrigento ormai a 2 settimane dall'inizio della raccolta differenziata anche nel centro cittadino. Problemi, novità, prospettive. L'assessore Nello Amel. Allora, complessivamente la differenziata va sempre meglio. Le famiglie differenziano, stanno affezionando a questo meccanismo di partecipazione al mantenimento, diciamo, di un ambiente salubre e nello stesso tempo al risparmio e si conferisce abbastanza bene. Ci sono dei piccoli problemi per quanto riguarda il centro storico e stiamo cercando di sistemarli. C'è un problema generale per quanto riguarda lo spazzamento e tra non molto riusciremo a recuperare alcune unità dalla raccolta e li dedicheremo allo spazzamento, utilizzeremo pure le spazzatrici. Sempre un po' di tolleranza, un po' di attesa, ma piano piano andiamo risolvendo i problemi. Ci sono delle situazioni che stiamo affrontando con molta decisione e molta fermezza, perché noi abbiamo la necessità di far rispettare le regole a tutti, soprattutto ai grandi produttori di spazzatura. Per cui c'è il mercato ortofrutticolo che non differenzia, c'è l'ospedale che non differenzia, c'è l'ASP che spesso non differenzia, tutta una serie di produttori enormi di spazzatura che devono differenziare, se no noi gliela lasceremo lì e se la porteranno a discarica a loro spese. C'è poi questo grosso problema che riguarda la discarica di Catanzaro, per la quale dopo un provvedimento del Presidente della Regione non è più possibile conferire una quantità di 500 tonnellate al giorno per tutti i comuni, ma è stata ridotta a 280 tonnellate al giorno ed inoltre il sistema di conferimento è molto ritardato perché c'è un problema di allungamento dei tempi di biostabilizzazione. Prima di tutto io dico che è una vergogna che queste cose succedano, perché è impossibile pensare che all'ultimo minuto, diciamo, non siano fatte le proroghe, non siano trovate le soluzioni da parte della Regione e quindi ci si trova in questa situazione di grande difficoltà, perché noi rischiamo di non poter conferire l'indifferenziato alla discarica e quindi di bloccare tutti gli autocompattatori e tutti i mezzi con carichi di spazzatura, cosa che andrebbe a compromettere la raccolta della differenziata. Anche per questo io chiedo ai concittadini di avere un po' di pazienza per quanto riguarda le discariche, perché la raccolta dalle discariche va tutta nella discarica di Catanzaro, scusate la ripetizione, diciamo. I grandi accumuli di spazzatura lungo le strade sono indifferenziate e vanno in discarica. Quindi sostanzialmente se noi non abbiamo la possibilità di riversare nei tempi giusti, siamo costretti a ritardare. Gli accumuli, le discariche urbane sono tutte attenzionate, in tempi relativamente brevi le risolveremo. Vi chiedo un po' di collaborazione, un po' di pazienza, perché sicuramente il nostro impegno è massimo e cercheremo di aumentarlo ancora di più.